Amici del futsal, buonasera da Matteo Santi e Arianna Pomposelli. AGS Heim Forum di Verona, il Palo Olimpia in diretta per il torneo delle regioni edizione 2023, 3 anni dopo. L'ultima volta si assegnano i titoli di campione d'Italia, finale femminile Lombardia contro Veneto. Maddalena con la maglia numero 10, anche Adriana Chiaradia, e in maglia numero 5 Braida. Rimessa affidata a Natali Acquistapace, pallone dentro, chiude Maddalena, poi arriva Del Nero, conclusione, gran tiro con l'esterno da Bergozza, di sponda, tocco sbagliato, Riva sola contro il portiere, la centra in pieno, non è finita, Cascio, pallonetto e calcio d'angolo. Comunque ha già costretto almeno 2 volte la squadra al passaggio. Attenzione al pallone dentro per Riva e la sblocca la Lombardia. 7 minuti e 40 alla fine del primo tempo, 1-0 ha segnato quella che fino a questo momento è stata la giocatrice più pericolosa per la squadra lombarda, se non portata con criterio, ecco. Pallone per Chiaradia, buona la giocata da calcio d'angolo, buono lo schema, pallone sul fondo. Va in avanti, pallone buono, Chiaradia, salta Livraghi che le sporca la terra con una gran chiusura, poi la conclusione, il pallone che resta lì, il pareggio del Veneto con Maddalena Braida, 1-1 a 6:20 dalla fine, si è stappata la finale. Lo dicevamo, no? Che stava portando un'ottima pressione e così è stato. Con Falonieri senza permetterle di calciare, ancora con Falonieri al volo, il pallone per Cascio, ripartenza Lombardia, Cascio fino in fondo, torna avanti la Lombardia che segna con Giulia Cascio il gol del 2-1 a 4 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo, ancora una volta è la seconda, in ripartenza segna la Lombardia. Braida, Murata, Cascio, 1 contro 1 con il portiere, Cascio, Vittorelli che punta diretta alla porta, viene raddoppiata, gioco di gambe, Riva fino in fondo, grandissima parata, e hanno fatto in questo momento ingresso mentre arriva Donadoni che calcia sul fondo, dicevo, ha fatto in Maddalena, mezza idea di calciare, rischia un dribbling senza coperture, passa, imbuca dentro il pallone per Chiaradia, la palla resta lì, Franceschini che è appena entrata per la prima volta nella partita riporta in equilibrio il match, 2-2 nella finale del torneo delle regioni femminili, ha pareggiato il Veneto. Poi Basso vince il rimpallo fino in fondo, sinistro, mamma mia che chiusura da parte di Maddalena, decisiva, qui servita col tacco, trova Riva al limite, perde palla, Braida si lancia sola contro Livraghi, la piazza e Livraghi in calcio d'angolo, imbuca Chiaradia, Maddalena calcia sul palo. 90 secondi alla fine del primo tempo supplementare di questa finale, momento importantissimo, calcia basso e non sbaglia, una sassata che piega le mani a caso di Livraghi. 3-2 il Veneto nel momento più importante della partita è per la prima volta avanti, 3-2. Cascio, spazio davanti a lei, Cascio va da Riva, Chiaradia, grande chiusura e poi contro riparte Maddalena che accelera fino in fondo, Maddalena il punto esclamativo sulla sua partita, sulla sua super finale, 4-2, massimo vantaggio del match e per il Veneto a 8 secondi dalla fine del primo tempo supplementare Maddalena. Ma che partita ha fatto? L'ultima chance, attenzione alla conclusione, il palo di Riva allontana Chiaradia, torna a vincere il torneo delle regioni per la terza volta nella sua storia, 2014, 2017, 2023 il Veneto vince il torneo delle regioni.